Associazione per delinquere di stampo mafioso, l'accusa più grave, ma la condanna riguarda anche l'omicidio, l'estorsione, la detenzione, il porto d'armi ed esplosivo, il traffico di stupefacenti, la gestione e il controllo di attività economiche. Una pena sto scontando, sta canzone sto scrivendo, che penna rende in mano, io pensiero a ste parole. Ti voglio dire scusa per tutte ste bugie, ma quando esco fuori sta canzone da già cantare. Compagni miei che non c'è speranza, stiamo chiusi in una stanza con l'accusa di associazione e poi canto sta canzone. Andando sta canzone rinda una stanza, con tutte queste mie illusioni, gli metto vita alla sta canzone. La pena sto tornando, e a casa sto tornando, con gioia dentro cuore, a riabbracciarti amore. Non voglio più sbagliare, al lavoro devo andare, ora che sto fuori, sta canzone va già dedicata. Compagni miei che non c'è speranza, stiamo chiusi in una stanza, con l'accusa di associazione, e poi canto sta canzone. Che non c'è speranza, andando sta canzone rinda una stanza, con tutte queste mie illusioni, gli metto vita alla sta canzone. Compagni miei che non c'è speranza. Associazione per delinquere di stampo mafioso, l'accusa più grave, ma la condanna riguarda anche l'omicidio, l'estorsione, la detenzione, il porto d'armi ed esplosivo, il traffico di stupefacenti, la gestione e il controllo di attività economiche e appalti legati a stabilimenti balneari, sale da gioco e negozi. Dei 24 imputati, 17 sono stati condannati e 7 assolti con formula piena. In tutto 147 anni di carcere per i componenti del gruppo malavitoso. Compagni miei, da quanto tempo state qua dentro? State bloccati in nuovo passato e non riuscite a vedere più il futuro. Fuori c'è la vita, c'è la libertà, c'è la famiglia, ci stanno i figli nostri che ci aspettano. No, io che sta vita non la faccio più. Con tutte queste mie illusioni, gli metto vita alla sta canzone. No, io che sta vita non la faccio più. Compagni miei che non c'è speranza. Associazione per delinquere di stampo mafioso, l'accusa più grave, ma la condanna riguarda anche l'omicidio, l'estorsione, la detenzione, il porto d'armi ed esplosivo, il traffico di stupefacenti, la gestione e il controllo di attività economiche e appalti legati a stabilimenti balneari, sale da gioco e negozi. Dei 24 imputati, 17 sono stati condannati e 7 assolti con formula piena. In tutto 147 anni di carcere per i componenti del gruppo malavitoso. Compagni miei, da quanto tempo state qua dentro? State bloccati in nuovo passato e non riuscite a vedere più il futuro. Fuori c'è la vita, c'è la libertà.